Innanzitutto grazie, mi hanno detto guarda che dobbiamo aprire una sede il venerdì mattina, ho detto ci troveremo una quindicina, quindi grazie, fatevi un applauso perché è il modo migliore per cominciare. Saluto anche la signora al secondo piano. È importante avere dei vicini di casa tolleranti, quindi ringrazio anche quelli alle spalle che è importante. Avete scelto bene perché vedo che c'è un bar che si chiama Milanese là sull'angolo, quindi diciamo che la geopolitica l'avete rispettata. Sì, è fondamentale avere dei punti fisici perché non basta, ogni tanto mi dicono t'ho scritto su Instagram, amico mio, però non riesco a passare la giornata guardando la posta privata su Instagram, su Messenger o su Facebook, quindi il contatto in carne e ossa, la stretta di mano, il documento, la bolletta. Dico la bolletta perché stiamo lavorando anche per ridurre il carico e il costo delle bollette che arrivano ogni mese a casa dei cittadini. Arrivo in un giorno bello, dove però si è rischiato un dramma nelle ultime ore, siccome oggi i giornali ci raccontano nelle ultime ore il ministro degli esteri tedesco ha detto che la Germania sta preparando il più grande esercito d'Europa. I francesi ieri a Parigi hanno detto che sono pronti a inviare i militari a combattere in Ucraina. Ora la posizione della Lega e del governo italiano è chiara, io preferisco spendere dei soldi per mandare dei militari non a fare la guerra contro la Russia ma in piazza Udine perché l'ennesimo accoltellato per mano di stranieri non si può tollerare. Noi la guerra ce l'abbiamo in casa, noi spesso e volentieri i problemi non ce li abbiamo a Mosca o a Kiev, ce li abbiamo a Monfalcone, ce li abbiamo a Gorizia, ce li abbiamo a Trieste e ce li abbiamo anche nel centro di Udine dove leggevo la cronaca e un ragazzo per difendere una ragazza molestata da alcuni dei soliti si è preso una coltellata alla schiena durante l'aperitivo a Udine e quindi più che pensare a mandare i nostri militari a morire per guerre non nostre, se dobbiamo aumentare i militari usiamoli nelle piazze per proteggere i nostri cittadini, i nostri figli, le nostre mogli, le nostre famiglie. Questo è. Poi non vengo a mani vuote ovviamente perché ogni volta che vado in una città poi torno al Ministero, stasera sono a Roma con 4 o 5 miliardi di richieste, ovviamente lo diceva Massimiliano non si riesce di dire sì a tutti e non è serio dire sì a tutti, però già nello scorso aprile la Regione Friuli Venezia Giulia con Massimiliano e con l'assessore mi aveva mandato una nota sull'aumento di costi del nodo di Udine e quindi siccome siamo nel cuore di Udine ricordo perfettamente che l'eliminazione dei passaggi a livello per riunire la città è una priorità. Abbiamo, ed è al Ministero, trovato 51 milioni di euro in più per proseguire col nodo di Udine. Ho sentito venendo qua l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e per perdere meno tempo nomineremo nei prossimi giorni il commissario dedicato solo al nodo di Udine per arrivare il più velocemente possibile ad accelerare sull'intervento da 350 milioni che per la città è fondamentale. La messa in sicurezza e una futura possibile opera di ampliamento della statale 13 Pontebana perché ci sono ancora troppi incidenti nonostante tutto quello che abbiamo fatto. Il nuovo codice della strada nei primi mesi ha portato a 1000 feriti in meno, 1000 incidenti in meno e 81 morti in meno. Mi hanno rotto le scatole, ricordo Vasco Rossi, perché saremmo andati a perseguire e perseguitare quelli che si facevano due canne, ora ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, ma il mio non diritto, dovere è ridurre la strage di morti sulle strade italiane che è una strage inaccettabile, quindi avere 1000 feriti in meno e 1000 incidenti in meno è qualcosa di per me emozionante, quindi in bocca al lupo perché in una di queste sedi io nell'autunno del 1990 in una periferia milanese entrai e mi incuriosii, facevo il liceo classico, avevo 17 anni e siccome la Lega stava nascendo, stava crescendo, volevo vedere quanti miei coetanei c'erano per fare la rivoluzione nelle scuole nel nome dell'autonomia, del merito, della sicurezza, del federalismo. Entrai aspettandomi decine e decine di ragazze e di ragazzi pronti a combattere, eravamo in tre, uno del Manzoni, uno del Parini e uno del Berchet. E quando entri in una sede di partito per fare una rivoluzione e ti trovi in tre, puoi reagire dicendo vabbè vado a giocare a pallone, è stato bello, arrivederci, grazie,
oppure lavori perché alla riunione dopo arriva il quarto e poi magari dopo qualche settimana arriva il quinto e dopo il quinto costruisci un movimento che oggi è il primo partito del Friuli Venezia Giulia e conto che lo rimarrà a lungo per governare comuni e territori. Quindi un giornalista mi ha chiesto cosa farà Federica dopo il governatore, ho detto lasciagli fare il governatore, ma amico mio c'è ancora qualche anno per fare il governatore, lo dico perché ovviamente per quello che riguarda la Lega siamo una comunità, siamo una squadra, siamo una rete e quindi abbiamo più di 500 sindaci che sono la nostra spina dorsale, lo stesso Luca Zaia che ho incontrato ieri e con cui abbiamo condiviso il percorso dei prossimi mesi e dei prossimi anni, mi permetto di dire, sarà una risorsa assolutamente fondamentale a disposizione dei veneti e degli italiani tutti, quindi sono assolutamente contento. Certo, non viviamo un momento semplice, dove anche lo sport e la cultura, che teoricamente sono utili per avvicinare popoli, culture, per ridurre distanze, avete visto al Festival di Venezia ormai scontro ideologico quotidiano, Udine deve ospitare una partita di pallone, mi hanno chiesto cosa ne penso, io faccio il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ma condivido quello che ha detto l'allenatore della nazionale, Gennaro Gattuso, lo sport deve avvicinare popoli, non deve allontanare, espellere, escludere o alimentare odio, quindi mi auguro che si possa giocare a pallone a Udine con totale serenità, in campo, in città e sugli spalti. E questo vale anche per le Olimpiadi, che verranno inaugurate, e le sto seguendo personalmente come infrastrutture, il 6 febbraio, spero che da qui al 6 febbraio, mancano 150 giorni, finiscano di morire bambini e ragazzi sia a Gaza che in Ucraina, e sarebbe il regalo più bello del mondo che alle Olimpiadi ci fossero con le loro bandiere in pace atleti russi, atleti ucraini, atleti israeliani e atleti palestinesi, perché bloccare le guerre è fondamentale. Scherzare col fuoco, chi oggi pensa di mandare i nostri figli a combattere e a morire in Russia, la storia insegna che da Napoleone a Hitler chi parte con gli stivali per andare a combattere in Russia, se torna non torna vincitore. Quindi lavoriamo perché sia la diplomazia, perché sia il dialogo, perché sia il cinema, l'arte, la cultura, la poesia, la danza, lo sci, il calcio, a riavvicinare popoli. Non ascoltiamo quelli che vogliono gettare benzina sul fuoco e quindi vogliono aggiungere odio a odio. E quindi lo diceva Massimiliano e chiudo, conto che entri tanta gente in questo Civico 37, anche al di là del partito che ha votato o che voterà, che sia un punto di ascolto, di servizio, di confronto, anche per dirci magari dove stiamo sbagliando, a Udine, a Trieste, a Milano, a Cortina, a Roma, perché nessuno nasce imparato e quindi l'ascolto è fondamentale. Non la faccio lunga, anche perché fortunatamente il buon Dio ci ha dato un bel sole e vedo gli autobus che passano e si domandano che cosa starà succedendo, c'è un blocco stradale contro chi, e invece non c'è un blocco stradale contro nessuno. Lunga vita a questa sede e grazie per quello che tutti voi state facendo e farete per Udine e per il Friuli Venezia Giulia. Vi aspetto a Pontida, venire a Roma a firmare le preintese fra il governo centrale e le regioni che hanno chiesto autonomia, e quindi questo è un passaggio utile a tutta Italia, non solo alla Serenissima. E poi ultima riflessione, non personale ma politica, sempre fra ottobre e novembre, sarà un autunno impegnativo, ci sarà la sentenza della Cassazione sul processo per sequestro di persona che mi riguarda. Per chi non l'ha seguito, ho fatto 4 anni e mezzo di processo a Palermo perché la pubblica accusa ha chiesto 6 anni di carcere perché bloccai gli sbarchi dei clandestini da navi straniere su suolo italiano. Dopo 4 anni e mezzo il Tribunale di Palermo mi ha assolto perché il fatto non sussiste, la Procura ha fatto ricorso, ma non ha fatto ricorso in secondo grado in Corte d'Appello come si fa di solito, ha saltato il secondo grado e come al gioco dell'oca ha detto vado alla casella finale, facciamo ricorso in Cassazione, il che vuol dire per una partita di pallone
dove se al 90° finisci 0-0 l'arbitro non ti dice andiamo ai supplementari, andiamo direttamente ai calci di rigore, e quindi voi lo sapete, ai calci di rigore è la monetina, quindi vuol dire che la Cassazione, l'avvocato dice che deciderà fra ottobre e novembre, potrà fare due cose: potrà confermare la sentenza di assoluzione e dire difendere i confini e bloccare gli scafisti e i trafficanti non è un reato ma è un diritto dovere di ogni cittadino, oppure potrà cancellare l'assoluzione e rimandare in appello con la sentenza di condanna sostanzialmente già scritta, e quindi lì la Corte d'Appello dovrà solo decidere a quanti anni condannare il ministro che ha bloccato gli sbarchi. Quindi nell'ipotesi A ci rivediamo a Udine e vengo a trovarvi in sezione, nell'ipotesi B sarete voi a dovermi venire a trovare da qualche parte non meglio definita, però non ho nessuna paura, nessuna preoccupazione, e tornassi indietro rifarei e in futuro rifarò esattamente quello che ho fatto, perché difendere i confini di un paese, lo insegnano i nostri nonni, è un dovere. Però siccome la Cassazione deciderà liberamente e sicuramente in punta di diritto fra ottobre e novembre, se ci saranno tante bandiere friulane a Pontida domenica 21 settembre, magari capiranno che non è il processo a una persona, ma il processo a una comunità, a un popolo, a un'idea, e lo dico in un territorio di confine, dove per difendere questa terra e i figli di